Purtroppo il nostro caro Giuseppe Cioffi un giorno si ammalò. Le prime avvisaglie furono un rossore ad una gamba ed un dolore. Lui l'attribuì, dice, per colpa della stufa, che lui si metteva sempre, un tipo freddoloso come me, si metteva molto vicino alla stufa, quindi pensava di aver preso qualche troppo calore vicino a questa gamba che gli si era arrossata, ma non fu così, tanto che lui non volle neanche farsi visitare dal medico. Il fatto era che fu colpito, ahimè, da un bruttissimo morbo, un morbo molto raro. Fu ricoverato presso la clinica mediterranea a Mergellini, a Napoli, per 2 anni. Pensate, un ricovero di 2 anni. Oggi lo fanno per 3-4 giorni e via. Va bene che ci stanno altri metodi oggi per guarire. Ma allora la malattia fu grave e lunga, dovevano accertare la provenienza di questo morbo. Dunque, lui fu ricoverato per 2 anni, ho detto, e dove intanto gli fu amputato la gamba, dovettero amputarla per un fatto grave. Pensate che si era così abituato in questa clinica, che aveva familiarizzato con tutti gli infermieri, con tutti i medici, e le feste di Natale e Capodanno, periodo nel quale lui era ancora in clinica, le festeggiava con il personale. Quindi a Natale e Capodanno faceva allestire, preparare una tavola nella stanza degli infermieri, dove consumavano il cenone di Natale e di Capodanno. Lui aveva una predilezione per il capitone fritto e il baccalà, come oltretutto è una cosa che piace a tutti i napoletani, proprio una tradizione per le feste natalizie. Come primo piatto lui prediligeva gli spaghetti alla puttanesca. Per quelli che non lo sapessero, la puttanesca sono fatte con del pomodoro, sono fatte con delle olive, caperini, insomma ci stanno vari ingredienti che l'hanno chiamata alla puttanesca, ma sapete lui come li chiamava? Spaghetti alla donna cattiva, per non esprimersi con un termine che poteva essere volgare. Detto questo, passiamo ad una prossima canzone, perché poi lo lasciamo ricoverato e poi parleremo dopo. Una bella ragazza della zona di Santa Lucia, una popolana napoletana, sapete, occhi neri, capelli biondi, che andava in giro con uno scialle sulle spalle e un pettinino nei capelli. A Napoli il pettinino nei capelli lo chiamavano la pettanessa. Quindi i napoletani veraci già hanno intuito di quale canzone si può trattare, però tutti quanti ammiravano sta ragazza, ma nessuno la poteva avvicinare. Aveva una famiglia molto tosta, nessuno avvicinava, nessuno tentava mai un approccio. Quindi la canzone si intitola A Luciana, anno 1952, autori Luigi e Giuseppe Cioffi, padre e figlio, e la canterà il figlio di un grande artista che così ha conservato la bella verve, la simpatia del suo papà, che era Aurelio Fierro, e la canzone ce la farà ascoltare Flavio Fierro. Prego, maestro. Porta ancora scialle lusso, porta ancora la pettanessa, sta Luciana quando passa, non mi fa più ragionare, e vado incontro per Santa Lucia, e che m'arrette rindo cuore mio, si cerca la ferma, si cerca di ci parla, e la mi guarda storta e ma già sta. Ma sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse pettanessa, ma una settimana ma faticasse, va fermasse e le dicesse: io non mi cerco niente, ma datemi permessa, vedo non va sangue a pettanessa. M'hanno detto frate insiste, m'hanno detto padre tu te non zia che capi in testa, c'è sta poca pazzia, ma che ci posso fare che la mi piace, voglio pazzia con fuoco e si mi coce, ma cose che già fa, ma sanno rassegnare, i sensi che non
posso campare. Ma sta Luciana che passa e spassa, scialle lusse per tenesse, per una setmana ma faticasse, va fermasse e le dicesse: io non mi cerco niente, ma la mi permessa, vedo un vaso in coppa per tenesse. Io non mi cerco niente, ma la mi permessa, vedo un vaso in coppa, vedo un vaso in coppa, vedo un vaso in coppa, a per tenere.